Quinto. Alle spalle, raggruppamento, Samsa, percorso libero, corridori pronti, partenza per gli allievi. Vai Ale, vai, vai! Partono gli esordienti, c'è tutto il tempo. Partenza per gli esordienti. Una manciata di secondi e partiranno le donne. Partenza per le donne. Bravo Loro, bravo Loro. Quindi prima gara della giornata che vede allievi, esordienti e donne in gara. Partenza per le donne. Quindi prima gara della giornata che vede allievi, esordienti e donne in gara. Gara che il polacco Darius Malinowski. Continua tutto solo il comando di distacco fra i vari atleti. Al passaggio del quadrato Bianco al comando delle donne Frega della Marziolla, Orogino, passa Montegappa. Si tratta di Giuseppe Quarato. Poi per quanto riguarda gli esordienti è comando numero 114 e numero 122. Con il 122 Manuel Mazzero, prima donna. Non c'è più Macor, era in
Protek. Ancora qualche istante lo vedremo immettersi sulla dirittura d'arrivo, eccolo. Gara che conclude con Giuseppe Quarato. Iron Metal Cicli Protek si aggiudica la gara. Allievo il secondo anno. Conclude dopo di lui, mentre attendiamo per il secondo posto, intanto termina anche Vecchiato. Paladin vince tra le donne. Zambanini, si conclude Sara Romanin. Termina Gianluca Porcolin. Quindi Giulio Franzolin. Asia continua l'egemonia della famiglia Paladin, insomma allieva anche quest'anno, insomma giù di brutto. Sì, oggi è andata bene, però mancavano comunque le due rivali più forti, la Licer Zuffi e la Chiara Mercante. Comunque sono contenta lo stesso e vedremo le altre volte quando ci saranno anche loro come andrà. Giuseppe, insomma bella maglia, però già dalla prossima dovrei vedertela con certo Federico Zurlo, si può già creare un'egemonia. Sì, però guarda, sono molto fiducioso e spero che in qualche gara possa dare la mia opinione, appunto per far vedere che anch'io sono molto forte e valido, diciamo. Da dove arrivi? Dalla Puglia. Ma abiti in Veneto oppure? No, io abito in Puglia e sono affiliato con una società abruzzese, appunto la Ferrometal. Vengo qui ogni domenica, mi faccio minimo 8 ore di furgone. Simone, prima maglia, secondo appuntamento di questo trofeo ciclocross della Calcestruzzi in Mosel, ma insomma maglia, chi temi di più nella tua categoria? Ma c'era Durante che devo stare attento che potevo essere lì, che poteva vincere lui, ma sapevo che potevo prendere la maglia se vincevo, quindi ho fatto di tutto per prendere la maglia. Continuano intanto gli arrivi. Elisabetta Ciott, poi Bienenberger. Elisabetta. Insieme. Giuseppe Paladin e Elisabetta Ciott. Donne, 20 secondi di differenza. Partenza. Le donne intanto, per uomo, donne elite, donne junior, con Zopas che sta guidando la fascia Anche qui la gara si è molto allungata, già nel corso del primo giro. Al passaggio.
Dai Steffi! Sì, ma non te che avevo visto, non sapevo dove che te ieri, no? Dai, non farti passare, dai. No, a finire passare. Bravissima adesso! Ale! Avanti, dai, grinta e voi, grinta. Occhio! Vai, vai! Fermo! Vai, vai, vai! Venturini, davanti a lui Righettini. Mentre il battistrada, Rudy Lorenzon, difende i colori della Rinascita Ormelle. Ottavio Pagagnella, Francesco Punca. Passa anche Daniele Trentin, Elena Spadaccia. Passa anche Durante, numero 30 per Veronica Alessio. Con il numero 33 Evelyn Stadler.
Siamo quindi alla gran finale della gara. Ale Rudy, grande! La menata adesso, Ale Rudy! 20 in arrivo. Ed è Alza le mani! Bravo Rudy! Conclude Veronica Alessio. Bravo Alessio! Dio buono, dai, giornata grande. Si accorge che ormai non può più farcela, sono quei pochi metri che consentono a Zoppas di giocarsi la prova. Eccolo qua, Flavio Zoppas si gira. Guadagna. Attenzione Rudy! Ognuno della propria categoria. Rudy Lorenzotti, Juniores, Veronica Alessio, Flavio Zoppas. Andrea, vesti la maglia del trofeo, temi Scapolan o Lorenzon? Lorenzon è andato davvero fortissimo oggi, mi ha dato quasi mezzo giro, insomma. Basta, è una grandissima soddisfazione per me perché vengo dalla Sardegna, quindi faccio tanti sacrifici per venire a correre qua. Mara Dal Borgo, vesti anche tu la maglia del trofeo Triveneto, ma dallo scorso anno, da 2 anni fa, mi pare che tu abbia completamente cambiato anche modo di pedalare, forse una preparazione diversa. Beh, sono 4 anni che faccio cross e vedo che sinceramente sto crescendo sempre di più, ma questo anche grazie a delle persone che comunque mi vogliono bene e che mi seguono e mi insegnano tante cose sempre di più. Flavio, tanti capelli bianchi, bisogna dire la verità, però sempre primo. Sì. Mi diverto e vado bene, quindi va tutto bene così. Il valore della famiglia nel ciclocross secondo me traspare molto maggiormente che in altri ambiti. Non so, mi viene in mente Asia Paladin con tutta la famiglia che crea quell'humus, Lorenzon uguale, Scapolan uguale, te tuo papà che diventa matto. Sì, no, veramente il ciclocross è tutta una famiglia, è davvero bellissimo, io mi diverto tantissimo a correre qui, si corre con i giovani, è bellissimo veramente. Giulio Odrin e Taros Cristian contro Nicola. Primo ingaggio di diretta sullo stadio, sai? Le transenne. Un'ora di gara e partenza. Della Francia 1, quindi un'ora di gara.
Basta portiamo, Bene ragazzi, bravo Marco. Occhio a sinistra! Via, via, via. Ha forato la ruota.
Oh, c'è toccato! Oh, c'è toccato! Sì, che lei, caro mio, voi lo ferma qui. Dai Marco, dai Marco! Vuole freno, vuole! Un quintetto, tutti a giri pieni tra gli inseguitori. Occhio! Errore! E via Silvestri, Selle Italia Corciotti Elite. Pagniella World Service commentando il corridore quarto finale, largo margine di vantaggio per Silvestri. Eccolo qua Pagniella, secondo, primo Elite. Eccolo qua, punta secondo ai Tabacchi. Under, eccolo qua, Alessandro Calderan. Secondo la Trevigiani, 23 Mattia Marcelli. Eccolo qua, terzo Elite è Pietro Pavoni. Trionfa la particolare. Allora, Pacagnella, Elite, insomma questa Elite Under 23 è un po' una beffa che farsi superare un Under 23 oppure è una cosa normale? No, beh, sono degli under di primissimo livello, quindi hanno già un bel ritmo anche se sono giovani. Poi oggi sono un po' stato sfortunato perché ho fatto una partenza molto lenta, diciamo, partendo in seconda fila ho avuto qualche intoppo e ho perso quei 40 secondi del primo giro che poi recuperare è sempre dura da dietro, ecco. Piena fantasia di Ilan e Zontone la bravura e il coraggio, il coraggio! I'm the Invisible Man.